Oggi un Open Day particolare qui alla chiesa Spazio Temenos con tutti i ragazzi, diciamo, all'opera per mostrare dal vivo le attività che faranno durante il prossimo anno scolastico. Sì, oggi volutamente l'abbiamo chiamata Festa dell'Orientamento. Per noi è un momento di festa, per la nostra comunità sicuramente, per la comunità professionale, per tutti i ragazzi che nel corso degli anni, diciamo, si sono spesi in questa attività che dà loro delle competenze straordinarie, che è quella dell'orientamento, cioè l'accoglienza di chi vuole unirsi alla nostra comunità o l'accoglienza di chi vuole ascoltarci mentre ci raccontiamo. Oggi sostanzialmente vogliamo fare questo, stare nel territorio e raccontarci al territorio, ma anche raccontare in parte il territorio, mostrare quello che accade nelle nostre aule quotidianamente, ma anche come riusciamo a formare i nostri ragazzi e direi anche a trasformarli da quando li accogliamo al primo anno a quando poi li consegniamo al mondo universitario. Questo è uno dei luoghi che voi usate spesso per le iniziative in esterno, culturali e che fate durante tutto l'anno scolastico. Sì, assolutamente, è un luogo a noi molto caro che ci ha visti protagonisti di tante iniziative di elevato spessore culturale che abbiamo portato avanti qui e quindi abbiamo voluto oggi ampliare l'orizzonte delle competenze dei ragazzi e anche dei contenuti che vogliamo raccontare, racchiudendoli in questo spazio magnifico, coniugando quindi cultura e formazione. Ricordiamo che Leonardo è stata scelta nel Capitale Agrigento 2025 come unico istituto agrigentino. Più che scelta, diciamo che Leonardo ha progettato un'attività che è stata inserita a pieno titolo nel dossier e che quindi adesso quanto prima produrrà i suoi frutti che sono appunto quelli del lavoro di una comunità professionale che è orientata all'innovazione, che guarda al futuro e che vuole raccontare già oggi il futuro di domani. Ricordiamo brevemente i corsi di studio, gli indirizzi I di corsi studio. di studio sono lo scientifico tradizionale, le scienze applicate con le curvature, robotica e scienza dei dati, il Cambridge International School con sia applicata al liceo scientifico tradizionale che al linguistico con il cinese e il Business Studies. Abbiamo il linguistico con lo studio di 3 lingue straniere, inglese, francese e tedesco. E abbiamo poi lo sportivo, naturalmente, il neonato sportivo che forma i ragazzi per diventare futuri manager, professionisti dello sport, ma anche per coltivare i loro talenti. Ricordiamo sportivi. fino all'11 febbraio c'è. Fino al 10 febbraio le iscrizioni sono aperte, noi oggi accogliamo per le iscrizioni, accogliamo ogni giorno sia la mattina che il pomeriggio le famiglie che vogliono venire presso la sede centrale per le iscrizioni, ma le accogliamo anche tutte le mattine e tutti i sabati fino alla chiusura delle iscrizioni per guardare cosa succede all'interno delle nostre aule.